fa una focaccia alta, soffice, con sale grosso e rosmarino. La potrebbe fare? Grazie mille, signora Maria. E certo che la posso fare. Pigli carta e penna e vieni a presa a me, a Per fare la focaccia alta, soffice, con sale grosso e rosmarino e olio, ci vuole 1 chilo di farina 00, 800 ml di acqua. Qua dentro ho sciolto 10 grammi di lievito di birra fresco e 15 grammi di zucchero, 20 grammi di olio e adesso inserirò anche 15 grammi di sale. E non ti faccio spruccare manco in mano, perché la facciamo con la cucciarella. Ricordate la cucciarella? Quando facevamo i cattivi in mamma nostra, ci pigliavano con la cucciarella. Ecco qua, la cucciarella, lo scappone, lo zucchero. A mia mamma non mi cuceva mai. Erano anguilli. E continua a buttare l'acqua così, vedi? Buttangello tutto quanto. Tu mettere pausa e continua a mescolare con la cucciarella, sempre a mesca Francesca, a vuoto e giri, a vuoto e giri, piano piano. Mentre stai girando, 20 grammi di olio, io ce lo metto a sentimento perché io sono innamorata e quindi generosamente a sentimento a occhio io ci ho messo per me 20 grammi di olio. Eccolo qua, vedete con me? Come ti trovo, ci ho brito molle, mi pare un pappone, ma così ad essere. Ora ci vediamo fra un'ora, adesso lo lascio riposare nel forno spento con la lucina accesa per un'oretta. Dopo un'ora ritorniamo e ci facciamo qualche piega, lo faccio a breve. Ecco qua, guardate, dopo un'ora è qualcosa, io ho fatto 1 ora e 1/4, si è raddoppiato di volume. Mo' vediamo un po' crucci e ci inseviamo un po' le mani, ci ungiamo un po' le mani con l'olio e iniziamo, guardate, a fare qualche piega, così, così, ecco, così, lo riprendiamo, pigliamo, giriamo, ecco qua, poi un altro filino d'olio sopra, così, mo scassa queste cose. E questa operazione io la ripeterò per un'altra ora a intervalli di 30 minuti. Ogni 30 minuti ci vado a fare qualche piegolina, ok? Guardate qua ragazzi, guardate che bellezza, guardate qua, un babà, un zucchero, muah. Guardate qua, questa è una nuvola, guardate, ora la prendo e la metto sulla spianatoia. Ma vi faccio vedere che faccio. Tenete 2 minuti di pazienza, rimanete qua, aspettate a me, non vi muovete. Con le mani un po' bagnate, facete una giratella così. Guardate qua, un soffio, guardate il bolle. Adesso lo divido in 3. Ecco qua. Con questo impasto potete fare anche una bella pizza contemporanea se vi piace. La prima palla, la seconda palla. Questo si chiama staniare in napoletano, nel gergo dei pizzaioli. Che fate? Staniata la pasta, ecco qua, significa fare le palline. Queste sono delle palline un po' più grandi alla numera palla. Mo pigliate un bello ruotto, io tengo sempre quelli là, la pastiera, indimenticabili, e lo inzepate un po', ci buttate un filo d'olio dentro e pigliate il panetto che avete preparato, poi ci una girata e una buttata e a così che in mano lo andate a stendere. Quando lo hai steso bene bene, fai una bella emulsione di olio, un po' d'acqua e rosmarino e ci fai una bella sciariata coppa. Ecco qua, così. E poi il sale grosso
Io ci metto questo qua, sale rosa dell'Himalaya, che è troppo bello, questo viene dai mari dell'Himalaya. Ecco qua. E adesso la lasciate nel forno spento per una ventina di minuti. Eccola qua, abbastanza lievitata. Adesso accendete il forno a 180 gradi per 40 minuti. Ogni tanto datela da sempre un occhio. Ragazzi, eccola qua. Guardate che bellissima, guardate. È pronta. Assaggiamo. Amore, buongiorno. Aspetta, ti vengo a buttare un bacetto. È il bambino che abita di fronte, ci va a buttare un bacetto, aspettate. Non ve lo faccio vedere perché è piccolina. Amore, un bacetto. Allora, guardate qua. Cuociono poco. Guardate qua che bellissimo, guardate. Ma assaggiamo. Mamma mia, la potete usare come pane per accompagnare, che ne saccio, ci mettete pure la mortadella in mezzo, un provolone, ve lo mangiate con le olive, ci potete fare una pizza, ma non la pizza napoletana, che la pizza napoletana è nata cosa, così viene una pizza contemporanea. A chi ci piace il cornicione alto, a me non mi piace, questa per me è una focaccia e resterà una focaccia. Mo vi auguro una bella giornata e una buona giornata a tutti quanti.